Abbiamo concluso la parte più delicata dell'intervento, la demolizione della trave lesionata dopo l'incidente del 19 gennaio e quindi riapriamo la circolazione a doppio senso di marcia con un limite di portata di 44 tonnellate in anticipo rispetto ai tempi previsti. La conclusione della cosiddetta fase emergenziale dei lavori ha permesso la riapertura al traffico a doppio senso della regionale 43 del Mare in via Adriatico all'altezza del cavalcavia di via Cristo Re a Jesolo. Il 19 gennaio un autocarro con cassone sollevato aveva urtato il viadotto provocando lesioni alla struttura del ponte. In 20 giorni sono state demolite parte dell'impalcato e la trave danneggiata dall'incidente, sono stati rimossi altri elementi strutturali compromessi e installati nuovi sistemi di ritenuta. È un lavoro significativo sia dal punto di vista economico, sfioriamo i 500.000 euro di interventi, ma soprattutto dal punto di vista tecnico-strutturale, nel senso che c'è una delicatezza ovviamente a intervenire in situazioni di questo tipo, perché dobbiamo chiaramente sempre garantire la massima sicurezza della circolazione, ma anche tempi rapidi di risoluzione della problematica.